Modena-Padova, Antonello Brughini. La voglia di riscatto del Modena dopo il KO di Crotone contro l'orgoglio del Padova, ultimo in classifica ma con una partita da recuperare. Dopo 4 sconfitte consecutive la squadra di Marco Lin, un ex, ha incassato il primo punto martedì nel turno infrasettimanale. Il Modena qui al Braia, lo ricordiamo, ha conquistato 7 degli 8 punti che ha in classifica. Le formazioni, partiamo dai padroni di casa, il 3-5-2 disegnato da Walter Alfredo Novellino. C'è Pinsoglio in porta, Potenza, Zoboli e Manfrini in difesa, Molina, Bianchi, Rizzo, Signori e Garofalo a centrocampo, Mazzarani e Babacar, 5 gol in 2 formano il tandem d'attacco. Il Padova, il 3-5-2 di Marcolin, ci sono ben 5 ex, Colombi tra i pali, Trevisan, Perna e Carini dietro, anche in questo caso 5 uomini a centrocampo che sono legati, Musacci, Osugi, Ampuero e Ceccarelli. Diachité e Pasquato sono i 2 attaccanti. La direzione della partita è affidata a Davide Ghersini, Genova Studio. La Ternana che ancora una volta straordinario gol di Babacar per il vantaggio del Modena al 19esimo minuto. Cambia dunque il parziale, Modena 1, Padova 0, ha segnato Babacar. A te la linea, Ugo Russo. Prese 0, Ternana 0, Modena. A Modena quindi la situazione è cambiata, adesso la squadra di casa è in vantaggio sul Padova per 1-0, ha segnato qualche istante fa al 19esimo minuto Babacar, per lui quarto gol. Palermo in vantaggio. D'accordo Roberto Guelli, allora descriviamo, vi raccontiamo subito il gol che ha sbloccato la partita di Babacar, praticamente il giocatore ex Padova e Fiorentina ha fatto tutto da solo all'interno dell'area di rigore, leggermente spostato sulla corsia di sinistro, si è portato il pallone sul destro, ha alzato la testa, ha guardato il portiere con un preciso destro a girare, un mezzo pallonetto, ha messo praticamente la palla all'incrocio dei pali alla sinistra dell'estremo difensore del Padova, Colombi che non ci è potuto arrivare, un Colombi impietrito, ma questa è stata una rete fantastica. Dunque è cambiata la situazione, adesso il cronometro segna 20 minuti e 30 secondi allo stadio Braia, Modena 1, Padova 0. Torniamo subito a Palermo da Roberto Gueli. 80 km alla conclusione, il raddoppio del Modena al 29esimo minuto ancora con Babacar, Modena 2, Padova 0. A te la linea. La mezz'ora superata da 2 minuti, dunque la situazione è cambiata ancora al Braia. Adesso il Modena conduce per 2-0 sul Padova. La seconda rete è stata firmata ancora dal suo attaccante, da Babacar, al 29esimo minuto. Attenzione all'attacco adesso, al tentativo di attacco almeno del Padova, che si perde per il prontissimo intervento della retroguardia del Modena. Ma non è finita perché c'è Pasquato, siamo al limite dell'area di rigore, il suggerimento in profondità per Legati. Attenzione, lato corto dell'area di rigore, siamo sul versante di destra, passaggio all'indietro per Osugi, un altro ex di questa partita. Osugi ha di fronte a sé Signori, lo fronteggia, adesso ci sono 2 avversari addirittura sul centrocampista nigeriano che in qualche modo riesce ad appoggiare all'indietro per il numero 28 Musacci, il cross però è respinto dalla difesa del Modena. Dicevamo dunque del raddoppio dei Canarini con Babacar, c'è stato un lancio in profondità, l'attaccante senegalese ha superato nello scatto il diretto avversario, è entrato in aria e da 15 metri ha fulminato Colombi in diagonale per Babacar, quinto gol in campionato ed essendo un ex anche in questo caso come nel primo gol non ha esultato. La ripartenza adesso del Modena, 34 minuti, Modena 2, Padova 0, Palermo. Un'iniziativa di Foglio. La terza rete del Modena all'8° minuto con Signori, Modena 3, Padova 0. A te la linea, Antonio Lopez. Dicevamo della rete di Signori e c'è ancora lo zampino di Babacar, assist infatti dalla sinistra di Babacar per Signori, che di prima intenzione in diagonale dall'interno dell'area di rigore ha trafitto l'estremo difensore del Padova Simone Colombi, un ex anche in questa circostanza. Dunque alla doppietta di Babacar nel primo tempo si aggiunge la rete di Signori al secondo. Seguiamo soltanto questo tentativo di Pasquato per il Padova, il pallone però sfila direttamente sul fondo. Dicevamo la doppietta di Babacar nel primo tempo, la rete di Francesco Signori, la seconda in campionato all'8° del secondo tempo. Siamo al 13° minuto, Modena 3, Padova 0, Palermo. Alto, è stato ammonito. Attenzione, c'è il gol del Padova al 31° minuto con Trevisan, dunque cambia il parziale, Modena 3, Padova 1. A te la linea, Massimo Barchesi. D'accordo, Antonio Brughini. Siamo al 51° minuto, attendiamo soltanto il fischio del direttore di gara che decreterà la fine di questa partita dominata praticamente dal Modena, che si conferma davvero imbattibile tra le mura amiche. Eccolo qua il triplice fischio del direttore di gara, dunque il finale dallo stadio Alberto Braia. Modena batte Padova 3-1. A te la linea, Riccardo. Grazie, Antonello Brughini.